Basta con gli animali di serie A e di serie B, basta con le immagini di carcasse aperte e sbranate dai lupi. Dopo anni di richieste qualcosa si sta muovendo in Europa sul tema dei lupi, che in molti paesi rappresentano ormai da tempo un problema. Ne sanno qualcosa sull'altopiano dei 7 comuni dove la stagione dell'alpeggio è stata funestata da continui attacchi di selvatici alle bestie al pascolo. Vacche, asini, cavalli, pecore hanno pagato ancora una volta un prezzo molto alto assieme a chi lavora e vive della montagna veneta. Ma da Bruxelles potrebbero arrivare novità, viste le molte spinte dai paesi europei per eliminare lo status di animale protetto per la specie e viste anche le aperture in tal senso. Già a novembre dello scorso anno avevo chiesto alla Commissione europea di rivedere lo status di protezione del lupo. Adesso finalmente è passato quasi un anno e finalmente dalla Commissione europea arriva la consultazione pubblica con gli stati per cercare di rivedere appunto il livello di protezione dei lupi. Il percorso è ovviamente complesso e dovrà compenetrare le esigenze di più mondi. Nessun eccesso né di ambientalismo né di giustizialismo dall'altra parte, ma solamente equità, e solamente serve mettere nelle condizioni i nostri agricoltori per dormire sonni minimamente tranquilli senza il terrore di risvegliarsi la mattina con i capi totalmente sbranati. Per quest'anno ormai la stagione dell'alpeggio è agli sgoccioli, San Matteo è alle porte e tradizionalmente questa data segna il ritorno nelle stalle degli animali dalle terre alte. Ma fra qualche mese il problema delle predazioni si presenterà nuovamente e l'altopiano vuole risposte.